Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata con Massimo Privitera e Marco Marco Testoni. Io non faccio azzeccarsi mai. Niente, cioè, ormai abbiamo oltrepassato la 200ª puntata, ma ancora, ecco, ci sono riuscito, sei tu. Allora, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, che è un magazine. In questo caso parleremo di due serie televisive. Iniziamo da quella tua, Massimo Privitera. Ok, io su Disney Plus è approdata da poco, ma non ancora conclusa, perché è sempre un episodio a settimana. Obi-Wan Kenobi, che fa parte ovviamente già nel nome stesso, chi è un fan di Guerre Stellari l'ha ben capito e ben compreso, fa parte dell'universo televisivo della saga di Star Wars. L'hype di questa serie è cresciuto sempre diciamo di mese in mese, mentre arrivavano foto dal set e dove ovviamente il personaggio di Obi-Wan veniva e viene interpretato da Ewan McGregor, che lo ha interpretato nei prequel, i famosi famigerati prequel. Poi sappiamo benissimo che Obi-Wan da vecchio era il grandissimo Alec Guinness. Ma il problema fondamentale di questa serie è che l'hype era stato dato soprattutto dal fatto che musicalmente era arrivata questa notizia che John Williams, cosa che non aveva fatto mai, ha detto sì nel comporre la sigla di testa, il tema portante della serie. Perché? Hai capito? Perché ha detto, testuali parole, non aveva ancora nella sua grandissima, epocale, mastodontica composizione di questa opera monumentale che è Guerre Stellari, non aveva mai scritto un tema per Obi-Wan, perché in realtà ad Obi-Wan veniva affibbiato ovviamente di Riff o di Raffa il tema della forza, ma è il tema della forza, quindi molto legato anche a Yoda, il famoso Yoda Team. Allora, ho detto che no, visto che c'è una serie dedicata solo a Obi-Wan, io scrivo il tema bellissimo che è una mescolanza veramente geniale, molto anche raffinata tra il tema araldico, però in versione meno pomposa, del famoso tema di Guerre Stellari che ben tutti quanti conosciamo, e poi il tema per l'appunto della forza. Questa mescolanza, questa commistione fra questi due temi crea il tema di Obi-Wan, molto meditativo, molto melanconico, veramente crea l'enfasi giusta. Il problema fondamentale è che l'enfasi giusta la può creare, ma la serie è di una noia mortale. Non ce l'ha, proprio è fiacca, è senza ritmo, banalizzata all'estremo, anche perché ormai quei luoghi li conosciamo, i personaggi li conosciamo, quello che potrebbe succedere lo conosciamo, metteteli qualche cosa in più, quello che avete fatto un po' col Mandaloriano, con Boba Fett e con altri spin-off televisivi. Questo al momento non ha forza. C'è anche un famoso duello tra Obi-Wan e il suo pupillo, il suo Padawan, che è diventato cattivo, passato al lato oscuro, ovvero Lord Fener Darth Vader, e lì muore tutto, perché le musiche non sono affidate a John Williams. John Williams, come ho detto, ha scritto solo il tema portante, poi riarrangiato da William Ross, un suo famoso collaboratore orchestratore. Ed è anche la sigla? Sì, ed è anche la sigla. La musica, cioè lo scoring, è affidato a Natalie Holt, questa donna, prima donna compositrice che a cui viene affidata una parte di Guerre Stellari, che aveva curato le musiche di Loki, che noi avevamo trattato tempo fa, serie del Marvel Cinematic Universe, e lì aveva fatto un ottimo lavoro. Qui, quando passi da John Williams a Natalie Holt, è proprio così. Cioè c'è proprio... Vabbè. No. Quindi, allora, il consiglio di Massimo Privitera è guardate la sigla e poi basta, cioè spegnete il televisore e stop. Al momento, arrivati, credo, se non mi ricordo male, al terzo/quarto episodio, è veramente di una noia. Nulla di che. Okay. Nulla di che. Allora, invece cosa abbiamo noi come... Adesso è il momento del siparietto Soundtrack City Plus, ovvero noi in questa parte centrale presentiamo l'ospite che in questo momento è il protagonista della puntata di Soundtrack City Plus, che potete vedere nel canale nostro, diciamo così, parallelo. Parliamo di Luigi Caiola. Massimo, prima di ascoltare un breve promo su di lui, ci dici proprio 20 secondi di bio di Caiola?
manager di Ennio Morricone per ben 18 anni, colui che, citofonando i citofoni dall'America, è riuscito a creare quell'album bellissimo che è We All Love Ennio Morricone, da cui poi ne è scaturito un concerto e tanti altri eventi, con Quincy Jones, Celine Dion, Herbie Hancock, Andrea Bocelli, che più ne ha più ne metta, e noi in questa puntata, divisa in 2 parti, ci facciamo raccontare degli aneddoti spettacolari, c'è da sbellicarsi le risate, e dei momenti anche abbastanza emozionali, perché lui ha vissuto veramente a stretto contatto e ha portato Morricone in concerto, ha portato Morricone a fare il concerto all'ONU, quindi ci racconta anche quello, ma molto molto altro, è veramente una chicca assoluta. E proprio del momento all'ONU parlerà in questo breve promo. Quindi ci portammo all'ONU sia questo coro di, non so, di 200 ragazzi più o meno cantanti, e un altro coro invece di 50-60 professionisti solidi, robusti. Spiegai a Ennio e dissi: per cui Ennio, personalmente io ti suggerirei di, almeno qui all'ONU, di prendere, poi magari siccome il programma è più accessibile, a Radio City prendiamo anche quell'altro, ma qui usa solo il coro professionista, non usare questo. Non fa niente che loro si dispiacciono un po', è la situazione qui, bene, insomma, no, lo voglio provare, mi dispiace, no? Vabbè, facciamo questo. Alla prima nota della prova in cui cantarono questi qui, lui bloccò le prove nella sala, sai che grande la sala vuota dell'ONU, si girò verso di me, aveva gli occhi rossi uguali a quelli di Satana, proprio tale e quali. Non posso ripetere, naturalmente. Bel cavoletto di coro che mi hai dato, urlò. E dentro, se tu vai oggi nella sala dell'ONU, c'è ancora la tua voce che una voce proprio tuonò, mi avrebbe ucciso. Poi non se la sentì di non ammetterli al concerto, e con qualche accorgimento, naturalmente, mettendo in prevalenza questo coro di professionisti, comunque diede la possibilità ai ragazzi di cantare quella sera all'ONU. Dopo lui mi disse nel camerino, prima di cominciare il concerto, disse: Gigi, scusa, io perché lo faceva più spesso questo, e spesso poi chiedeva scusa, e si scusò con me. Gigi, scusami, sono fatto un po' prendere. Gli dissi, stupidamente dissi: no, non ti preoccupare, d'altronde avevi ragione. Certo che avevo ragione, hai ragione. Allora, eccoci tornati qui dopo aver visto Caiola. Massimo, che dici? Parlo dell'opera che ho scelto io? Yes, su Amazon Prime Video. Cosa ci vai a raccontare di questa serie? Allora, trattasi di Gianluca Vacchi Mucho Mas. Voi direte: che cosa ci azzecca Gianluca Vacchi Mucho Mas con Soundtrack City? Allora, ebbene sì. Uno, voglio dire, ne parlano tutti, quindi una volta ogni tanto mi va anche di vedere, di andare a vedere questa produzione per capire di che cosa si tratta. Faccio una brevissimo riassunto. Gianluca Vacchi è un influencer, YouTube, ma non solo, su qualsiasi social lo trovate, con follower che lo seguono da tutto il mondo. E che cosa fa? Lui in sostanza in questa è specializzato nel mostrare la sua vita molto glam, perché è un imprenditore con il portafoglio decisamente voluminoso, si può permettere tante cose, quindi noi abbiamo la possibilità di, con questo documentario e con i suoi video che fa su TikTok, ovunque, abbiamo la possibilità di entrare nel suo mondo dorato. Allora, la riflessione che ho fatto io dopo aver visto questo documentario. Allora, stiamo parlando, come posso dire, della vita di un personaggio sicuramente interessante dal punto di vista proprio così, quasi scenico, direi. Allora, un personaggio che nativo di Bologna, da quanto ho capito, nella sua prima parte della vita è stato un grande campione di sci, un grande campione, una promessa dello sci nazionale. Dopodiché
rileva l'attività paterna di famiglia, questa grande industria che si occupa di packaging, se non vado errato, e diventa un grandissimo imprenditore. Non è finita qui, a un certo punto decide che si era un po' stufato di questa vita imprenditoriale, voleva usare qualche cosa di più, diventa un DJ, e diventa un DJ ad alti livelli, va a Ibiza a fare concerti e quant'altro. A un certo punto, agli inizi degli anni 2000, proprio quando cominciavano a espandersi i social, diventa infine un influencer che conosciamo più o meno tutti, perché se ne parla a destra e a manca. Allora, la riflessione che faccio io è una riflessione che feci già qualche anno fa, quando uscì il documentario sulla Ferragni, e che comunque Ferragni e Vacchi non c'entrano nulla proprio come mondo. Però ecco, il discorso è: attualmente vedo tantissime valenti operatori del settore che mi appartiene, che è quello del cinema, della televisione, mettersi lì a fare questi documentari che vanno a storicizzare dei personaggi che sinceramente, nel senso, forse sono dei fenomeni di costume, ma lì ti fermi, con tutte le sapienti tecniche che chi è stato in post-produzione conosce perfettamente. Voi sappiate una cosa, che in questo film si vede, in questa serie si vede addirittura Vacchi che si riprende mentre c'è il parto della moglie. Cioè, io credo che Vacchi 24 ore su 24 pensa a come riprendersi, evidentemente avrà un gruppo di persone che lavorano con lui, eccetera eccetera, e tutto questo, se lo metti in mano, ripeto, a dei valenti tecnici del settore, riescono a emozionarti, riescono a, come posso dire, a mettere nel momento giusto la musica giusta, l'inquadratura giusta, la fotografia giusta, ma si sta parlando semplicemente di uno spottone gigantesco della durata di 50 minuti, che va a beatificare una persona che, insomma, poi tutto sommato è già di suo. cioè, nel senso, stiamo parlando di una persona che, vabbè, che cosa ha fatto? No? È un imprenditore, benissimo. Allora, quindi la riflessione etica che faccio io, dico, va bene, questo qui sarà un lavoro, ha portato sicuramente dei danari in tasca a chi ci ha lavorato, è benissimo, ma se sono queste le produzioni che ci dobbiamo aspettare per creare una figura mitologica attraverso appunto le tecniche della fiction, questa è propaganda e basta. È propaganda e basta, cioè nel senso non è un documentario, è propaganda per il personaggio. Mi sembra che questo tipo di prodotti vada bene, perché hanno avuto un'eco pazzesca. Vado a vedere adesso un attimo su IMDb chi sono i protagonisti, diretto da Tommaso De Boni. Il cast è Gianluca Vacchi, la moglie Sharon Fonseca, e poi personaggi come Flavio Briatore, Brunello Cucinelli, Cristian Ghedina, che è peraltro campione di sci, collega proprio ai tempi di quando Vacchi era questo. Vado a vedere appunto tra i cast, tra la produzione, e vedo tante, ripeto, persone che anche conosco, e quindi valenti operatori del settore. Vado a vedere le musiche di Gianluca Taparoli e Nicola Zucchi, che sicuramente non ho mai conosciuto, non ho mai visto fare colonne sonore. Credo che facciano parte del mondo dei DJ che appunto ha frequentato Vacchi, mi viene da pensare quello. Sicuramente le musiche, Massimo, se le vai a sentire, come si diceva in un'altra intervista che abbiamo fatto ad Anton Giulio Frulli ultimamente, stanno bene lì dove stanno, perché non sono sgrammaticate, hanno il suo senso, il suo... Ma signori, questo è nulla cosmico, è il nulla cosmico, però ben confezionato. Bene. Io, pur non avendolo visto, e non credo di vederlo, perché non mi interessa, però devo dire che sul nulla cosmico condivido, perché ce ne sono tanti altri nulla cosmici in giro che, vabbè.
Allora, questo strano magazine dove abbiamo parlato di due cose che in realtà di due opere di cui non vi consigliamo la visione, ma fa parte anche questo del gioco. Ogni tanto ci dicono però parlate sempre bene. No, adesso cominciamo anche a parlare delle cose che magari vi consigliamo di non vedere. Vi consigliamo di non vedere, ma tanto probabilmente proprio perché non lo consigliamo, uno per curiosità se lo va a vedere. Quindi sì, comunque, guarda, poi però se uno è fan di quelle live se lo vede comunque, se uno è fan di influencer se lo vede comunque, e poi a prescindere uno si deve fare sempre la sua soggettiva opinione, quindi vedetelo ugualmente, vedeteli e poi magari ci commentate. Ecco, la cosa bella è che magari abbiamo dei feedback da parte vostra e commentateci quando va in onda la puntata la vostra opinione, ecco. Invece vedetevi la nostra puntata su Luigi Caiola, perché lì sì che abbiamo davanti un personaggio monumentale nella sua biografia, nel lavoro che ha fatto con Morricone, eccetera eccetera. Allora io direi che per questa volta è tutto, arrivederci alla prossima, ciao Massimo. Ciao Marco, buona visione.